E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, volete una prova che il puzzone, l'orco, il paria globale, insomma Donald Trump non si sta muovendo così male in realtà sullo scenario globale e che anzi forse sta facendo bene? Pronti, ecco una prova, diciamo a nostro giudizio, inoppugnabile. Due grandi ayatollah iraniani hanno emesso una fatwa contro di lui. Sapete che la fatwa è una sentenza religiosa che bolla colui che ne è oggetto come nemico proprio intrinseco dell'Islam, motivo per cui, e vale anche nel caso di Trump, ogni islamico è tenuto a uccidere la persona in questione. I due grandi ayatollah appunto del regime sciita iraniano sono i signori Makarem Shirazi e Nouri Hamedani, che hanno appunto ufficializzato che il presidente degli Stati Uniti è oggetto di una fatwa in quanto nemico dell'Islam e quindi in qualunque momento ogni buon credente in Allah ha non solo il diritto ma il dovere di ucciderlo. In questa fatwa Trump è stato definito nemico dell'Umma, della comunità islamica, appunto guerrafondaio, detto dagli esponenti di un regime che semina guerra e terrore in Medio Oriente da decenni al sapore dell'amara ironia. Questa sentenza invita poi a prendere posizione contro chi minaccia la guida e l'integrità del mondo islamico. Qualsiasi individuo governo che appunto si macchi di queste colpe gravissime deve essere considerato un signore della guerra o un mohareb, termine che indica chi muove guerra contro Dio. Cioè Trump è proprio un nemico esistenziale per questi teocrati totalitari, perché è uno che muove guerra ad Allah, dal loro punto di vista. E ovviamente come dire, la credibilità di questa minaccia è prossima allo zero, anche se ricordate che nell'ultima campagna elettorale delle presidenziali i servizi americani non come dire, un bollettino MAGA. I servizi segreti americani avevano fatto filtrare che era ferma intenzione del regime iraniano uccidere Donald Trump, il quale era oggetto di trame appunto dell'asse del terrore guidato da Teheran per essere eliminato fisicamente, quindi che l'eliminazione di Donald Trump sia un'ossessione di Khamenei e soci di terrore e alleati. Ora c'è la fatwa ufficiale analoga a quella da cui è stato colpito Salman Rushdie, per capire, che poi infatti è stato accoltellato a New York da uno zelante esecutore della fatwa medesima. Al di là di questo, la fatwa è anche indice ovviamente che il regime iraniano è appeso a questi escamotage retorici, a questa narrativa che va bene anzitutto a uso interno per gli iraniani oppressi e o circuiti dal regime, è anche la dimostrazione ovviamente di una sostanziale debolezza, nel senso che Trump ha disarticolato il programma nucleare iraniano nel silenzio di tutti, compreso quello che in teoria era il protettore degli ayatollah Vladimir Putin, che invece non ha mosso un dito, ma questa cosa non la dice nessuno perché contraddice la narrativa mainstream sull'asse Trump-Putin, ma quindi gli ayatollah hanno visto incenerire il loro progetto atomico, disarticolare completamente, grazie all'iniziativa israeliana, le braccia della loro piovra del terrore, Hamas ridotta al lumicino a Gaza, Hezbollah fortemente destrutturata nei suoi vertici, non solo, gli Houthi pesantemente bombardati anche dagli Stati Uniti. È un regime nell'angolo, è un regime che ha traballato, ma rimane un'orrenda teocrazia islamista. La fatwa contro il presidente della più grande democrazia del mondo ce lo ricorda e ci dice anche che se a questi nemici, che sono nemici così mortali da arrivare a emettere una fatwa, se a questi nemici Donald Trump non è
l'orco che dipingono, non le sta sbagliando tutte, non le ha sbagliate tutte in Medio Oriente, e per analogia ci permettiamo di dire, valutiamo che non le stia sbagliando tutte neanche altrove. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto